Oggi sia una giornata simbolica, è il 16 gennaio, entra in Senato il testo definitivo del decreto legge Calderoli. Ha 3 giorni per poter essere discusso e già questo la dice lunga di quale possa essere il peso che il Senato avrà nella discussione. Noi riteniamo che il progetto di legge sull'autonomia differenziata, contro cui ci battiamo da 5 anni, sia un progetto che va a ledere i diritti dei cittadini. Mentre in Senato dunque si avvia la discussione per l'attuazione dell'autonomia differenziata, i comitati del no si riuniscono davanti alla sede regionale di Palazzo Grandi Stazioni per ribadire la loro contrarietà. Ci sarebbe una discriminazione importante, una disparità importante a seconda delle regioni e a secondo di dove i cittadini nascono. La nostra Costituzione dice tutt'altro. La manifestazione è in continuità con la mobilitazione messa in campo dai comitati nel 2018. Noi siamo qui anche oggi per dire no, i cittadini della Regione Veneto non ci stanno a questo progetto di Spacca Italia. Ecco, però non è esattamente così, perché c'è un referendum che ha parlato per i cittadini. Allora, il referendum è stato fatto nel 2017 e non su un testo specifico, si chiedeva solo ai cittadini: sareste d'accordo con l'autonomia differenziata? Senza specificare che la Regione Veneto voleva tutte e 23 le materie. Attenzione che è l'unica delle regioni italiane che in questo momento fa questo tipo di richiesta.